1,5 milioni di visualizzazioni per i 4 video dedicati agli attrattori della destinazione nuorese Ogliastra è uno dei risultati più significativi della campagna di comunicazione realizzata all'interno del progetto Sardegna Eastland. Sardegna Eastland è quella porzione di terra che si estende lungo la costa est della Sardegna, delimitata a occidente dall'entroterra montano e caratterizzata da una diversificazione paesaggistica che la rende in un certo qual senso unica. I risultati sono stati illustrati questa mattina da Graziano Di Paola, assistenza tecnica, e Fabrizia Sanna, dirigente del settore programmazione e sviluppo della provincia di Nuoro. Il mercato del nuorese, come il mercato dell'intera Sardegna, è appetibile, direi appetibilissimo, perché oltre al mare Sardegna Eastland, che è che riguarda la provincia di Nuoro Ogliastra, si propone non solo con il mare, ma con la montagna, con l'ambiente e con la cultura. Quindi stiamo cercando di far interagire questi importanti segmenti della provincia di Nuoro, in modo tale che si dia attraverso Eastland di creare una piattaforma e una destinazione unica come per il turista. Vedeva l'indagine di quelle che sono le potenzialità come offerta turistica del territorio, la raccolta delle stesse a sistema e l'inclusione poi delle stesse offerte in un portale che abbiamo predisposto ed ora è a disposizione. Questa campagna advertising appunto aveva lo scopo di sondare i mercati esteri ovviamente per verificare la appetibilità di quella che era la proposta